Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, i titoli di questa edizione. A Messina, ventenne accoltellata e uccisa in strada sul viale Gazzi. La vittima, Sara Campanella, una palermitana, è riscritta alla facoltà di scienze infermieristiche e caccia all'assassino. Domenica di follia a Partinico, un uomo di 45 anni viene picchiato e ucciso dopo una lite in strada. In stato di fermo due fratelli di 43 e 30 anni. Il pestaggio ripreso da una telecamera di videosorveglianza. A Vittoria, nel Ragusano, grave incidente domestico. Un bimbo di 18 mesi rimane gravemente ustionato dopo essersi versato addosso dell'acqua bollente. Ustioni di secondo e terzo grado estese sul 20% del suo corpicino. Scandalo Referti, all'ASP di Trapani si insedia a Palazzolo, la sua nomina dopo la sospensione di Croce. Intanto aumenta il numero degli esami positivi che salgono a 356. Cateno De Luca chiede lo stato di emergenza per la chiusura della via Garipoli, la principale strada di accesso per Taormina e Castelmola. La proposta inviata al presidente Schifani sarà discussa domani in giunta. Tuccio Musumeci torna a teatro alla Brancati di Catania con l'acclamatissimo Piccolo Grande Varietà tra lustrini e paillette, canzoni e danze. Calcio in Serie B, vittoria scacciacrisi per il Palermo che si impone per 2-1 sulla Salernitana. In Serie C il Catania domina il derby col Trapani e guarda la prossima sfida con la capolista Avellino. Il Trapani sempre più nel caos dopo l'esonero di Torrente, il quarto di questa stagione. Bentrovati, lo avete sentito in primo piano la cronaca a Messina, una giovane tirocinante, infermiera di 20 anni, è morta dopo essere stata accoltellata da un giovane che poi è fuggito, le avrebbe reciso appunto una arteria. L'aggressione è avvenuta di fronte all'ingresso dello Stadio Celeste e adesso appunto è caccia all'assassino. Francesco Triolo. Una giovane infermiera tirocinante è morta a Messina dopo essere stata accoltellata. La vittima è Sara Campanella, 22 anni, di Palermo. La ragazza è iscritta alla facoltà di scienze infermieristiche a Messina. L'aggressione è avvenuta in viale Gazzi, di fronte all'ingresso dello stadio Giovanni Celeste, a 2 passi dal Policlinico Universitario. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata colpita con una coltellata al collo che le ha reciso la giugulare, inferta da un giovane, un coetaneo, che poi è fuggito. Subito soccorsa, la ventenne è stata trasferita al pronto soccorso del Policlinico in gravissime condizioni, ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita. È morta per arresto cardiaco. Alcuni testimoni hanno parlato di una lite tra la vittima ed un'altra persona che poi con un coltello avrebbe colpito la giovane. Un testimone avrebbe anche cercato di inseguire il responsabile che si è dileguato tra le vie circostanti. La ventunenne avrebbe fatto pochi passi prima di accasciarsi a terra dissanguata. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri che stanno conducendo le indagini per risalire all'autore del gesto e sarebbero già sulle tracce del presunto assassino. Domenica di follia invece a Partinico, nel Palermitano, un uomo di 45 anni è stato pestato e ucciso dopo una lite in strada. In stato di fermo due fratelli di 43 e 30 anni, una telecamera ha ripreso tutta la scena. Marco Gulla. Nella piazza di Partinico, dove Gioacchino Vaccaro lavorava con la sua bottega di frutta e verdura, in pochi hanno voglia di parlare. In lontananza riecheggia il suono delle campane. Oggi è una giornata di lutto. Gioacchino, onesto lavoratore, è stato ucciso a causa di un pestaggio violento e selvaggio. Arrestati per omicidio preterintenzionale ci sono i fratelli Failla, Antonino e Leandro, di 43 e 30 anni. Tutto il popolo qua di Partinico vi può dire chi era. Lavoratore, con i figli educatissimi. La dinamica è inquietante. Una telecamera di videosorveglianza ha filmato la scena di via Frosinone, dove è avvenuto il pestaggio. Gioacchino Vaccaro, assieme alla moglie e al figlio 17enne, dopo il pranzo dalla suocera, stanno tornando a casa. Guida la moglie. I fratelli Failla però hanno fretta, devono raggiungere i genitori in campagna. Iniziano a suonare il clacson chiedendo che i Vaccaro si facessero da parte. Volano parole grosse, scendono dall'auto, inizia la rissa e poi il pestaggio. Una signora vede tutto. Ma vedevo che si picchiavano, ma non è che potevo vedere chi picchiava di più, chi picchiava di meno, non è che...
C'erano anche altre persone presenti, oltre a lei, signora? Ma no, passavano i cristiani ma sentivano il cane, non potevano passare e giravano di qua dove siete per ora voi, se ne andavano. Soltanto una persona si è fermato che forse le conosceva, cercava di dividere, ma anche quello stava lontano perché ognuno si scanta, giustamente, dice ammazza la mia. I Failla, da alcune ore in stato di fermo, respingono l'accusa, si sono difesi dall'aggressione dei Vaccaro e sono pronti a fornire una versione diversa dei fatti. Domani saranno interrogati. E c'è sgomento a Partinico, appunto dopo questa aggressione. Noi abbiamo sentito il sindaco, Eva Spampinato. Tutti questi bulletti che vanno in palestra, arrivano e si sentono di essere padri eterni senza che riescano a capire il valore della vita e soprattutto non si rendono conto che basta un pugno per uccidere una persona. Il confine tra la vita e la morte non lo conoscono. Usa parole dure il sindaco di Partinico, Pietro Rao, il giorno dopo la morte assurda e inaspettata di Gioacchino Vaccaro, padre e lavoratore ben voluto nel suo paese e per la cui scomparsa sono ancora tutti sconvolti. È il segnale di un degrado sociale e culturale che ormai ha raggiunto limiti insostenibili. Rao punta il dito contro i bulli e la banalizzazione della violenza, quella stessa violenza che a gennaio dell'anno scorso aveva ucciso un altro ragazzo di Partinico, Francesco Bacchi, 20 anni, anche lui morto nell'ospedale di Partinico dopo un pestaggio con raffica di pugni in testa all'uscita da una discoteca di Balestrate. Viviamo nell'angoscia di pensare sempre che poteva succedere a chiunque. Futili motivi, perché cosa? Perché uno viene rimproverato, siamo alla follia totale. Il sindaco chiede l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Non significa niente se sono incensurati, vengono da famiglie dove probabilmente questi ragazzi sono stati lasciati soli, non lo so. La società ha il diritto di interrogarsi su queste cose, nulla nasce per caso e la società una responsabilità ce l'ha, soprattutto le famiglie. Padre Vito Bongiorno fa eco alle sue parole. Dobbiamo soltanto interrogarci, soprattutto noi adulti, su come affrontiamo l'educazione nei confronti dei nostri figli e dell'autocontrollo. A Catania un 35enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale denunciato per guida in stato d'ebbrezza. L'uomo ubriaco, dopo aver litigato in 2 fast food catanesi dove è stato tra l'altro ferito da alcuni sconosciuti, ha aggredito gli agenti di polizia che volevano sottoporlo all'alcol test. E adesso l'audio dei migranti del CPR di Trapani durante i pestaggi delle forze dell'ordine chiedono aiuto. Sentiamo. Aiuto! Aiuto! Diventa una interpellanza di cui primo firmatario è Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, un video che in questi giorni sta facendo il giro dei siti online, nel quale da una inquadratura fissa su una parete o un pavimento si possono ascoltare grida d'aiuto e il frastuono dell'irruzione della polizia e dei colpi di manganello. Il video risale allo scorso lunedì 24 marzo e secondo l'interpellanza è stato ripreso all'interno del CPR di Trapani Milo, dove dallo scorso sabato 22 marzo, in seguito all'ennesimo atto di autolesionismo commesso da un uomo tunisino che ha tentato di togliersi la vita, alle 130 persone in attesa di rimpatrio nel loro paese, così come prevede un accordo Italia-Tunisia e trattenute in detenzione amministrative, avevano iniziato uno sciopero della fame. Vogliamo sapere dal governo e dal ministro Piantedosi se sono a conoscenza di questi fatti e se intendano accettare con urgenza i motivi per cui a fronte di una pacifica protesta siano stati utilizzati metodi violenti per reprimerla con brutalità, scrive Fratoianni. Nell'interpellanza viene chiesto di sapere dal governo se non intenda riconsiderare la scelta di rafforzare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri, che si confermano sempre più luoghi di segregazione e discriminazione, dove la sfera dei diritti dei migranti reclusi viene illegittimamente compromessa, prevedendo al contrario il loro superamento in favore di un sistema di accoglienza diffusa. Intanto ieri sera la polizia ha arrestato 7 immigrati tunisini accusati di violenza, minaccia, lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti aggravati che si trovavano all'interno del CPR.
Un bambino di 18 mesi è rimasto gravemente ustionato dopo essersi versato dell'acqua bollente addosso in un incidente domestico avvenuto in un'abitazione di Vittoria. Siamo nel Ragusano. Per il piccolo è stato disposto il trasferimento d'urgenza con un elicottero del 118 all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è in corso il primo trattamento. Gli specialisti che lo hanno preso in cura lo hanno medicato le ustioni di secondo e terzo grado estese sul 20% del corpicino appunto del piccolo, in particolare su viso, collo e arti superiori. Dovendo rimanere intubato, il bambino sarà presto trasferito in rianimazione pediatrica presso però un'altra struttura. E adesso torniamo a parlare dello scandalo dei referti all'ASP di Trapani. Arriva il nuovo manager Palazzolo, la sua nomina in un momento cruciale per l'azienda sanitaria appunto sconvolta dalle polemiche per la mancata refertazione, ricordiamo, degli esami di oltre 3.300 pazienti. Intanto aumenta anche il numero degli esami positivi che da 206 sono arrivati a 356. Laura Spanò. In pieno scandalo legato alla mancata consegna dei referti istologici, l'ASP di Trapani cambia guida almeno temporaneamente. Danilo Faro Palazzolo, già direttore amministrativo, diventa ufficialmente il sostituto del direttore generale Ferdinando Croce dopo il provvedimento di revoca con sospensione immediata per il manager avviato dal presidente della regione Renato Schifani. Palazzolo di fatto assume le funzioni di legale rappresentante dell'azienda sanitaria provinciale. Era stato lo stesso ormai ex direttore generale che lo scorso 25 settembre lo aveva delegato alle funzioni di legale rappresentante dell'azienda in caso di assenza o impedimento. Palazzolo, dal 9 settembre 2024, direttore amministrativo aziendale, è un dirigente del lungo corso dell'ASP Trapani, dove ha ricoperto diversi incarichi. In passato ha anche guidato la direzione amministrativa dell'ASP di Caltanissetta, una nomina alla sua che arriva dopo settimane di polemiche per via dello scandalo relativo alla mancata refertazione di oltre 3.300 esami istologici denunciati dai pazienti e familiari in attesa, e accanto a questo poi i disservizi a partire dalle lunghe liste d'attesa per proseguire con le visite rinviate o inesistenti. Ma nel frattempo si registra un incremento sui numeri di tumori accertati che salgono in totale a 356 contro i 206 iniziali. Rapido peggioramento delle condizioni meteo in Sicilia sui settori settentrionali e orientali, con piogge di forte intensità dal pomeriggio su Catania e Messina. Prevista per domani l'allerta arancione, sempre sul versante nord-orientale dell'isola, attesi rovesci di forte intensità, attività elettriche e forti raffiche di vento. Scuole chiuse domani a Catania e in diversi comuni della provincia. Stato d'emergenza per la chiusura di via Garipoli, che poi è la principale strada di collegamento, di accesso per Taormina e Castelmola. Questa è la richiesta che ha inoltrato il sindaco Cateno De Luca al presidente Schifani e che sarà discussa domani in giunta. Già dai primi giorni, infatti, disagi e caos. Francesco Triolo. Interventi urgenti ed emergenziali per affrontare e superare i disagi e le difficoltà dovute alla chiusura al transito della via Garipoli, la principale strada d'accesso a Taormina, e registrati dal primo giorno di lavori. È la richiesta al presidente della regione Schifani, contenuta nella delibera predisposta dal sindaco di Taormina Cateno De Luca dopo il sopralluogo insieme al dirigente della protezione civile regionale Salvo Cocina, che hanno appurato la necessità di approntare un piano straordinario. Abbiamo in queste ore definito la richiesta, abbiamo fatto anche i nostri provvedimenti di giunta e domani la giunta regionale esaminerà la nostra richiesta al fine di definire lo stato di emergenziale che abbiamo chiesto con tutte le misure che ne conseguiranno. Stiamo lavorando a intervenire sul profilo emergenziale con una serie di accorgimenti che riguardano anche percorsi alternativi, ma nello stesso tempo si sta guardando nel risolvere definitivamente questa questione sia con l'individuazione di appositi parcheggi sia con l'individuazione di strade alternative che possano evitare in futuro che si verifichi la stessa situazione.
anche perché gli effetti della chiusura della via Garipoli ricadono su tutta la riviera. Questa è la situazione diffusa sui social da alcuni cittadini a Giardini Naxos, con il lungomare completamente bloccato. A Catania centinaia di studenti a lezione di educazione stradale nella sede dell'ANAS. C'era per noi Tonino De Mano. Sulla moto cosa si indossa? Il casco. Il mancato utilizzo del casco, l'uso di alcol, droghe e cellulari alla guida sono le principali cause di morte sulle strade e per questo motivo le campagne di sensibilizzazione assumono un doppio significato. Appuntamento di buon mattino all'ANAS di Catania per una lezione sulla sicurezza a centinaia di alunni, docenti, la polizia stradale ed il personale ANAS. Buone pratiche dal basso affinché gli studenti possano veicolare il messaggio anche agli adulti. Abbiamo spesso riscontri di questo fatto, incontrando anche i genitori che ci dicono dopo aver trascorso una giornata con voi, mio figlio mi ha detto mamma allaccia la cintura, papà metti il casco e soprattutto non usare il telefonino. A casa si parla di sicurezza stradale, lo chiediamo al sindaco di Mister Bianco Corsaro. Evitiamo di farci rimproverare in questa maniera dai ragazzi, agli altri dico che c'è modo e tempo per parlare col cellulare, certamente non in strada perché si rischia la propria vita e si mette a repentaglio l'incolumità degli altri. Ma le nostre strade sono all'altezza o rappresentano un pericolo? Bisogna assolutamente ridurre il gap infrastrutturale tra nord e sud. E soprattutto ridurre anche i tempi, perché ci sono troppi cantieri Lumaga e mi riferisco alla 19. Sì, ma infatti il Presidente della Regione Schifani da quando è commissario sta mettendo molta attenzione e speriamo che si possano chiudere quanti più cantieri nel primo tempo possibile, perché è indecoroso ancora essere in una situazione tale. Le strade siciliane sono sicure, paghiamo forse qualche anno in cui gli investimenti non sono stati in ragione delle prospettive di sviluppo. Tutti i ragazzi sono stati nominati ambasciatori della sicurezza nell'ambito del progetto ribattezzato Eroi sulla strada, in viaggio con Nico. E adesso lo spettacolo con l'inossidabile Tuccio Musumeci, che torna a teatro con uno dei suoi spettacoli più acclamati, Piccolo, grande varietà, per condurre gli spettatori in un mondo affascinante fatto di lustrini, paillette, canzoni e balli. Adelaide Barbagallo. Ci apre le porte di casa e ci mostra i manifesti dei suoi film, ma sono solo alcuni. Affabile, esilarante, amatissimo dal pubblico, l'inossidabile Tuccio Musumeci ha calcato i maggiori palcoscenici nazionali e internazionali. Apprezzato al cinema e nel piccolo schermo, torna al Teatro Brancati di Catania con uno dei suoi successi, Piccolo, grande varietà, per condurre gli spettatori in un affascinante mondo fatto di paillette, lustrini, canzoni, balli. Siamo stati 12 giorni a Palermo con un successo immenso, poi 6 giorni ad Agrigento allora, poi lo voleva anche Trieste. Quando io dissi, Madonna, ora rispondono tutti i vecchi, se ruotano cose. Fu al contrario, erano i giovani che si buttavano i vecchi perché non conoscevano questo mondo. Sornione dice di essere stanco di fare teatro. Io in età che ancora l'altro non capiscono, cioè gli impresari, cose. Sembra che ancora sono giovincello, va bene, io 90 anni li ho toccati, che cosa aspettano da me? Che muoiono un palcoscenico oppure che sono già rincoglionito un pochettino. Alla sua età preferisce le fiction, tra queste Macari. Io mi sto divertendo invece, tra film che ho fatto, sceneggiati, mi viene più facile oggi fare queste cose. Pluripremiato, Tuccio Musumeci ha una memoria formidabile, racconta aneddoti di vita e di professione. Non era stato nato io veramente era dall'Australia, perché mi divertivano i canguri. Io buttassi come vigile urbano a Catania. Un abbraccio. E noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio, con il Palermo che festeggia questa ritrovata vittoria, ma poi anche con il Catania per quanto riguarda la Serie C che si prepara alla prossima sfida dopo il derby e quindi ospiterà al Massimino la capolista Avellino. Tutto questo tra poco, vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, la Serie B, vittoria scacciacrisi per il Palermo che si impone per 2-1 sul campo della Salernitana. Per i rosa, gol di Brunori e poi Ampalo, adesso il Palermo è settimo in classifica. Marco Gulla.
Al Palermo la sosta porta bene e così dopo 2 settimane decisamente turbolente i rosanero sbancano la Recchi di Salerno 2-1 alla Salernitana e 3 punti che permettono alla formazione di Dionisi di fare un blitz in zona playoff. Una partita decisa nel primo tempo grazie ai gol di Brunori e Poyampalo, poi nel finale di match la rete della Salernitana con Amatucci, ma questa volta il Palermo non subisce la rimonta e porta a casa 3 punti d'oro che valgono il 7° posto in classifica. Nel primo tempo i rosa appaiono inizialmente contratti, quasi impauriti, ma dura poco. Con il passare dei minuti la consapevolezza cresce e il gioco del Palermo ne giova. Rosanero che collezionano occasioni clamorose. Segre sbaglia da 2 passi, Brunori e Poyampalo vanno vicini al gol, ma è solo il trailer al gol che arriva al 27°. Schema su punizione, palla a Brunori che confeziona un arcobaleno che si spegne all'angolo e vantaggio Palermo. Rosanero padroni del campo, Salernitana spaesata e senza corrente. Prima dell'intervallo un'azione magistrale rifinita dallo stesso Brunori e finalizzata in gol da Poyampalo regala il 2-0 alla squadra siciliana. Ripresa, il Palermo abbassa i giri del motore, la Salernitana costruisce 3 occasioni limpide. Prima, in avvio di secondo tempo, una rete di Tonghia annullata per fuorigioco, poi con Verde che al 27° della ripresa scheggia la traversa, infine ancora con Verde ma Audero fa buona guardia. Poi nel finale la rete di Amatucci, ma il Palermo controlla lo score e alza le braccia al cielo. Nel primo tempo siamo stati veramente bravi, il secondo era normale subire un po' la loro forza, la loro foga, dovevano fare giocare il tutto per tutto. L'abbiamo contenuti bene, peccato aver preso il 2-1 in una situazione abbastanza comoda per noi, perché abbiamo preso gol su un cross da sicuramente un giocatore bravo, ma per struttura no, però insomma portiamo a casa un ottimo risultato e un'ottima prestazione. E domenica al Barbera arriva il Sassuolo. Il Catania invece attende l'Avellino, la capolista, nella prossima sfida. Intanto ieri ha dominato il derby col Trapani, soprattutto nel secondo tempo. I rossazzurri adesso sono quinti in classifica con 8 risultati utili consecutivi. Marco Carli. Funziona tutto nel Catania di Trapani, la tenuta e il cinismo nel primo tempo, oltre che le qualità balistiche dimostrate da Armando Anastasio, bomba di sinistro che lo stesso giocatore del Catania giudica giustamente fra i suoi migliori gol della carriera. Ma no, credo ho fatto 2 più belli, credo, a Monza, però questo è uno importante, mettiamolo sul podio. La rete del difensore, la terza nel torneo dopo quelle realizzate con Juve Next Gen e Foggia, oltre a essere di pregevole fattura, serve a sbloccare l'incontro che a quel punto diventa un monologo rosso-azzurro. Gli etnei vanno in difficoltà solo in alcune fasi del primo tempo sulla velocità di Ciuferri, ma limitano nel triello e lasciano al Trapani un solo tiro in porta. Poi dilagano nella ripresa. Di Tacchio, titolare e grande protagonista del match, serve al meglio Lunetta. Il Trapani cade nell'ennesimo errore mentre il giocatore del Catania ribadisce con un pallonetto preciso quanto può essere decisivo. La panchina dei rossazzurri esulta e sa che il più è fatto. E questa consapevolezza, questa forza di gruppo, questa forza di squadra, l'aver recuperato dei giocatori che ti permettono di avere qualche situazione di ricambio in più. Gli etnei collezionano occasioni e dopo averne fallite alcune, anche clamorosamente, trovano la rete del meritato 3-0 con Frisenna, imbeccato al meglio da De Paoli. Tutto ha funzionato, gioisce anche Pelligra, presente al provinciale. Catania in classifica, quinto da solo, domenica al Massimino c'è l'Avellino. Altro test, il più difficile, il Catania visto a Trapani è pronto. E il Trapani invece nel caos, Torrente non si dimette e Antonini lo esonera. Torna al suo posto Aronica. Franco Cammarasano. Al peggio non c'è mai fine, dice il proverbio, e per il Trapani continua il calvario di una stagione nata male e che bene non può sicuramente finire, visti i propositi iniziali. Dopo la sconfitta col Catania, facilmente prevedibile alla vigilia, come facilmente è stata poi ottenuta, il presidente Antonini ha esonerato Vincenzo Torrente, dato che il tecnico, malgrado le 6 sconfitte di fila, non ne ha voluto sentire di dimettersi. Purtroppo è una decisione che dobbiamo prendere, lui tanto non si dimetterà mai, l'ha detto, perché è convinto di star facendo un ottimo lavoro portandoci quasi in Serie D, e quindi purtroppo è una decisione che a questo punto deve prendere la società. Beh, se vedete come si impegna e gioca il Messina, come ci impegniamo e giochiamo noi, la matematica ancora ci dà che dobbiamo fare, per essere sicuri, 4 punti. Io oggi non ho la minima sicurezza che faremo 4 punti da qui alla fine.
Da domani ad allenare la squadra tornerà Totò Aronica, sollevato dall'incarico l'11 dicembre scorso per far posto ad Ezio Capuano, altra meteora transitata velocemente sulla panchina del Trapani, giusto il tempo per fare altri danni di quanto non erano stati fatti in precedenza. Al presidente Antonini, che paga a caro prezzo danni provocati dagli stesso e da chi gli è stato attorno, non rimane che fare tesoro dell'esperienza maturata e guardare alla prossima stagione. Breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Bentrovati, prima di chiudere torniamo alla nostra notizia di apertura, cioè di questa giovane studentessa di 22 anni che è stata uccisa a coltellate in strada a Messina, perché c'è una nota dell'università che precisa appunto che Sara Campanella, questo è il nome appunto della ragazza, era iscritta al corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico e non in scienze infermieristiche. Dopo questa precisazione noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.